Su quanto successo ad Agrigento è intervenuto l'ex parlamentare di 5 Stelle, onorevole Michele Sodano, affermando: ieri pioveva a dirotto, solo per questo motivo gli operai avevano abbandonato il cantiere e solo per questo oggi non stiamo contando le vittime. Ma la pioggia non c'entra con il crollo dell'edificio che avrebbe dovuto ospitare l'Università di Agrigento, un presidio che tutti stavamo aspettando come occasione di riscatto della nostra città. C'entra invece l'approssimazione, uno scavo di almeno 3 metri, eseguito senza puntellamenti, senza rinforzi, una leggerezza inaccettabile che perfino uno studente al primo anno di geometra avrebbe saputo riconoscere. Forse scavavano per installare delle cisterne, forse un ascensore, ma la verità, afferma Sodano, che anche qui si ripete lo schema che sta devastando la nostra città. Controlli assenti, affidamenti senza criterio, lavori che dovrebbero rigenerare la città e che invece la seppelliscono davanti agli occhi di tutti. E non è un caso isolato. Lo racconta con brutale chiarezza anche l'inchiesta sulla rete idrica di Agrigento, un sistema marcio in cui la corruzione ha preso il posto della competenza e in cui lavori da milioni di euro vengono eseguiti in modo così scadente da rendere le condotte inutilizzabili o addirittura dannose. Non è più una questione di fatalità né di sfortuna, conclude l'ex parlamentare Sodano, è un problema strutturale di scelte precise, di responsabilità che non possono più essere ignorate e oggi, di fronte all'ennesimo crollo, serve che una comunità intera alzi la testa, non per chiudere miracoli, ma per pretendere dignità.